Buonasera, buonasera. Serata di pesi massimi stasera per questo incontro. Intanto salutiamo un assente giustificato che è Gino Gerosa. Professor Gerosa, se ci fosse stato gli avrei fatto una domanda. Qual è la tua alimentazione, visto che sei un raffinato professore, un importante carburatorista del cuore e poi anche il tempo di essere così un buon vivante, un gastronomo e avere questa capacità di vedere la vita in maniera trasversale, perché non è altro che un modo trasversale di vedere la vita e le cose, quello che propone un incontro che talora è definito quasi antitetico tra la cultura del cibo, del buon cibo e la cultura della salute. Sappiamo da tempo che queste cose invece devono e possono stare assieme. E questo è quello che cercheremo di discutere stasera e lo discutiamo con questi ospiti illustri a cui darò un tempo di autopresentazione, perché Dario Cecchini, che ha meno di tutti noi bisogno di presentazione, è una star nazionale ed è un grande combattente della cultura gastronomica della sua terra. Giovanni Battista Dorsi di Casaloste, che invece ci fa da trade union, perché io sono napoletano, mi sono presentato, sono il direttore generale dell'azienda pediatrica di Napoli che si chiama Santo Bono Posilipon, e Gianni Dorsi è un napoletano infiltrato nel Chianti, dove però ha dato segno di comprendere e di poter mettere assieme queste due culture che poi hanno tante cose assieme e soprattutto mettono assieme la passione. Quindi io comincerei a dare qualche minuto di autopresentazione a Dario Cecchini prima e a Giovanni Dorsi dopo. Bene, buonasera a tutti, mi presento, sono Dario Cecchini, faccio il macellaio a Panzano in Chianti, vengo da una famiglia che tiene la macelleria Cecchini, questo piccolo villaggio nel cuore del Chianti, piccolo villaggio che mi accomuna a Gianni Dorsi. Siamo compaesani, felici di esserlo. Noi viviamo in un cocuzzolo in paradiso, lo definiamo così. È un piccolo villaggio di poco più di 1000 anime e in questo villaggio la mia famiglia lavora nella stessa macelleria da circa 250 anni. Di padre in figlio, di generazione in generazione, fino a me, che sono l'8ª generazione, faccio questo lavoro da solo, purtroppo perché i genitori sono morti giovani, ormai da 46 anni. Nel mio lavoro, come ha detto il professore, io cerco di mettere cuore, passione, anima e grande rispetto per gli animali. Il concetto è garantire agli animali una buona vita, spazi liberi, cibo buono, una morte onesta e usare tutto bene dal naso alla coda. Faccio questo lavoro tutti i giorni, la macelleria è chiusa solo il giorno di Natale, felice di farlo, felice di essere macellaio e felice di ricoprire questo piccolo, grande ruolo sociale di fornire cibo, carne buono alla mia comunità. Giovanni. Io sono Giovanni Dorsi, sono, come ha detto il dottor Conenna, un napoletano che 30 anni fa si è spostato da Napoli inseguendo il desiderio, il sogno di fare il produttore di vino. Dopo gli studi universitari e la laurea in agraria ho pensato che valeva la pena provarci direttamente, non fare il consulente, ma a mettermi alla prova, vedere se ero in grado di fare bene quello che viene definito il nettare degli dei, cioè il vino, in particolare il vino rosso, che io amo profondamente. Sono 30 anni che sono a Panzano, come ha detto Dario, un borgo di 1000 anime, che sono praticamente una famiglia, perché siamo una famiglia. La particolarità è che ci sono pochi toscani rimasti, tant'è vero che io ormai li definisco una specie in via di estinzione. Ci sono molti stranieri che però
entrando e arrivando a Panzano si sono in qualche modo impanzaniti, se possiamo dire, cioè sono diventati parte integrante di questo territorio bellissimo, dalla grande storia, dalla grande cultura e in particolare dal grande piacere che ha verso il cibo e il vino. Bene, sì, voglio chiedervi una cosa prima di cominciare, perché leviamoci questo brutto pensiero. Sì. Come sta andando in questo periodo? Come è andato quest'anno? Qual è stato il vostro punto di osservazione? Che pensate ci possiamo aspettare per l'immediato futuro? Vai tu, Dario, o comincio io? Gianni, parti te. Allora, Panzano è un territorio particolare, siamo nel cuore del Chianti Classico e quindi chiaramente è una zona che è conosciuta in tutto il mondo, cioè la denominazione, il vino Chianti Classico è diciamo la denominazione più conosciuta al mondo in termini vinicoli. E chiaramente questo lo porta a essere anche diciamo, la zona più conosciuta, dove in genere noi abbiamo un'affluenza di turismo da tutte le parti del mondo. Noi chiaramente da quando è scoppiata questa maledetta pandemia viviamo isolati sostanzialmente, ormai qui il turismo non se ne vede e questo chiaramente inficia molto le attività produttive di questo territorio. In più poi chiaramente noi siamo produttori di vino che esportiamo il nostro vino in tutto il mondo e l'impossibilità di poter viaggiare e di poter quindi andare a promuovere i nostri prodotti nei mercati esteri ha dato chiaramente una mazzata notevolmente alla nostra attività. Scusa se ti interrompo, ma anche per utilizzarti in questo senso come spia, no? Cartina al tornasole. Siccome naturalmente alcune operazioni commerciali, gli ordini si fanno anche con un certo anticipo e quindi possono prevedere un andamento, hai qualche sensazione rispetto alle attese che ci sono per l'immediato futuro? Sì, allora ci sono dei segnali che vengono chiaramente da quei paesi che in qualche modo sono molto più avanti nelle vaccinazioni. Ti parlo del Regno Unito. Il Regno Unito è quello che in questo momento è molto più attivo di tutti. Noi stiamo ricevendo ordini dall'Inghilterra perché loro già sanno che ripartiranno, almeno così gli è stato detto, diciamo, se non prima dell'estate, subito dopo l'estate. Cosa che invece non riceviamo dalla Germania, che invece sta patendo probabilmente una terza ondata, e ci sono anche dei buoni segnali dagli Stati Uniti che in qualche modo si sono ripresi, considerando che fino a 2 mesi fa, 3 mesi fa, loro erano veramente totalmente allo sbando. Adesso invece qualche segnale di ripresa ci sta. Però, torno a ripetere, è legato fondamentalmente alla capacità vaccinale che hanno questi paesi. Dario, il tuo punto di vista? Allora, in Campania abbiamo sempre fatto di necessità virtù e io ho sempre spiegato ai miei ragazzi che lavorano con me in macelleria che il mio mantra è da sempre la parola crisis, che per i greci aveva il doppio significato, difficoltà e opportunità. Io ero rimasto l'ultimo dei macellai cecchini, l'ultimo genitori morti, giovani, in un paesino in cui questo lavoro sembrava finito, come purtroppo in tanti paesini e anche ora nelle città, il lavoro di macellaio. E ho sempre preso la crisi come opportunità. Certo, vedere l'opportunità in quest'anno era estremamente più difficile del solito. Intanto i nostri in macelleria sono rimasti tutti in salute e questo credo che sia la cosa più importante, visto che abbiamo avuto tanti morti, tante persone sono state anche sono rimaste vive ma sono state veramente male, quindi
essere in salute, come dicevano i nostri vecchi, prima di tutto ci deve essere la salute. L'altra cosa che ho visto è che è vero che è stata una grande difficoltà, ma uno elabora la difficoltà e cerca, come dicevo prima, cerca delle possibilità. Nella prima pandemia, nella prima lucchetto giù, io lo chiamo lucchetto giù, non nel primo lockdown, io ho preparato per i ragazzi di bottega e anche per altre famiglie che erano qui in paesino, come ha detto Gianni, siamo tutti una famiglia, alcuni erano in difficoltà, dei pacchi di conforto. Questi pacchi di conforto poi li ho messi, una volta superata la prima crisi, ho detto proviamo a metterli sull'internet e a vedere se qualcuno vuole dei pacchi che si possono acquistare, pacchi di carne fresca da mandare refrigerata, che si possono acquistare con una cifra ragionevole e avere una spedizione a domicilio. Ha funzionato, non è che ha cambiato il mio modo di lavorare, ma ha dato un po' di supporto. L'altra cosa che ho visto e che vedo ora più di prima è che c'è una voglia di ritornare in campagna. Ci sono richieste, la macelleria, noi non abbiamo il comune a Greve, la macelleria è un po' l'ufficio pubblico, ci si trova con Gianni, ci si trova con tutti, si viene a fare due chiacchiere. Ecco, anche stamani un giovane fiorentino, uno che lavora sui computer, mi ha detto guarda, non abbiamo io e la mia moglie, la bambina, tanti soldi, ma se ti riuscisse, se tu sentissi di qualcuno che che vuol vendere una piccola casa, noi verremo volentieri in campagna, ci sposteremo dalla città. Ecco, io credo che ci sarà un nuovo approccio verso le campagne. Io che ci sono nato, Gianni che è venuto per scelta, ma se si considera come abbiamo vissuto il confinamento noi a Panzano, è stato sicuramente molto più facile, fra virgolette, che essere rinchiusi in un appartamento in una grande città. Ecco, abbiamo avuto un minimo di libertà in più, soprattutto abbiamo respirato aria buona, perché casi veramente gravi non ci sono stati, abbiamo avuto un minimo di libertà in più e ora questa libertà credo che ci sia un po', non voglio dire invidiata, ma ci sia un po' ammirata da tante persone che potrebbero in campagna fare il lavoro che fanno in città con un piccolo orto, con una passeggiata durante il giorno, con una qualità di vita migliore. Siamo contentissimi delle parole dei nostri amici, queste ultime di Dario che ci ha insegnato, ci ha spiegato come la crisi è un'opportunità e poi alla fine ha concluso proprio rappresentandola, no? Come da un movimento di questo tipo, così profondo, così radicale, poi potranno nascere dei cambiamenti. Speriamo di avere, dopo aver subito il peso di tutto questo, anche il danno di tutto questo, speriamo che le cose che ci dicono i nostri amici siano l'opportunità invece per portarci a casa qualcosa di buono da tutto questo. Diceva il presidente Mao, è grande la confusione sotto il sole, è grande la confusione sotto il cielo e quindi il momento è propizio. E speriamo che questa cosa vada avanti. Allora, entriamo nel merito specifico del nostro incontro. È un incontro che si muove sul filo della relazione tra il mangiare bene e la salute che ci viene dal cibo. Come dicevo prima, queste cose talora sono state viste in maniera antitetica e da tanto tempo la scienza è impegnata a conciliare questi elementi. Poi la scienza, che naturalmente ha i suoi metodi, che sono quelli galileiani dell'esperienza e della ripetibilità dell'esperienza, ci ha pure insegnato però che in alcuni casi quella che chiama la medicina basata sull'evidenza tante volte è smentita dalla medicina basata sull'evidenza di qualche anno dopo, no? Nel senso che il progredire degli studi porta a definire
non necessariamente punti fermi assoluti, ma linee di tendenza. E quindi abbiamo sentito tante volte oscillazioni anche importanti rispetto a quella che è il valore del cibo e quali sono i valori delle diverse diete. Ma noi, diciamo, non eviteremo tutto questo. L'ho detto perché noi cercheremo naturalmente di parlare di cibo e di salute in una maniera diversa, non con un taglio naturalmente da dietologi, e nessuno di noi qui lo è. E perciò io vi apro con 3 citazioni alte e basse, miste, che ci possono far dare uno spunto di riflessione. La prima citazione è quella di celeberrima di Oscar Wilde, che dice: le cose buone o fanno male o sono vietate. Un'altra di un cantautore di quando io ero più giovane, che si chiama Sergio Caputo, che dice: mi dici ma vai dal medico, ma che ci vado a fare? Non voglio mica smettere di bere e di fumare. E la terza, che è quella che ci dovrebbe fare da cornice, più importante, più alta, che è uno dei principi fondanti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è la definizione di salute. La definizione di salute per l'Organizzazione Mondiale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è uno stato non solo libero da malattia, ma di complessivo benessere fisico, psichico e sociale. È chiaro che su questo il cibo conta. In questi mesi forse è stata una delle cose che ci ha salvato, no? Nel senso che la possibilità è stato sempre significativo come all'inizio delle ondate finiva il lievito e la farina nei supermercati, no? La gente voleva ricominciare a pasticciare, a riprendere a fare le cose con le mani, a riprendere a curarsi del proprio cibo personalmente. Ecco, io chiedo a voi, ma questo fatto che esiste ormai, è consolidato, è bene che lo sia, una relazione e un'attenzione delle persone tra il mangiare bene e la salute, come l'avete vista voi nella vostra esperienza? I vostri clienti per le vostre attività, in che modo vi rappresentano questo desiderio? In che modo si pongono in questa relazione quando vengono in macelleria o in enoteca o comunque a prendere qualcosa da mangiare o da bere? Dario. Ma Rodolfo, la domanda è molto molto interessante e è una domanda fondante per la mia scelta di vita, no? La domanda io la posso interpretare in questo modo: che senso ha nel 2021 fare l'artigiano? Spesso si sente dire la contrapposizione fra grande industria, supermercati come quelli citati appunto dove veniva finito il lievito e la farina. Ma che senso ha fare l'artigiano? E nel fare l'artigiano io ci metto anche Gianni, ci metto il mio amico Gianni Dorsi, che ha scelto di fare l'artigiano del vino perché non poteva, dopo una laurea prestigiosa e con tutte le possibilità, poteva scegliere, come diceva lui, di fare il consulente, di fare grandi numeri, ma fare l'artigiano per me ha il senso di fare testimonianza. L'artigiano vero non ambisce, come ambiva Ford da una macchina, a fare la più grande industria del mondo, ma l'artigiano vero è quello che ambisce a possedere la conoscenza, in cui, secondo la regola rinascimentale, il valore più alto non era diventare più ricco del cimitero, ma era diventare bravo, diventare un maestro, spendere la vita per la conoscenza, che detto così sembra nei valori nei valori fra virgolette che ci circondano sembra sia la scelta più assurda del mondo, perché non è che si diventa miliardari, non è che si fa una vita agiata, si lavora tanto, ma si lavora soprattutto per la soddisfazione e per la passione. Ecco, io credo che nella nostra Italia, quando si parla
della qualità del cibo, dei prodotti, del fatto che siamo i più ricchi ad avere scelte di pane, di vini, di vitigni, di formaggi, di carni. Ecco, il focus non dovrebbe essere messo solo nel prodotto finito, nella bottiglia di vino rosso di Gianni, buonissimo, che è anticlassico di Panzano, o nella bistecca, un taglio di bollito di Cecchini, ma il fuoco. Abbiamo qualche... si è frizzato Dario. Una Chiedo alla regia. testimonianza. Eccolo. Vai Dario, vai. Il senso di fare testimonianza e mantenere alto l'orgoglio italiano e la nostra tradizione del cibo, perché senza l'artigiano quel formaggio non ci sarebbe, quel taglio di carne non ci sarebbe, quel vino straordinario non ci sarebbe. Ecco, per me è questo il senso, la testimonianza di spendere una vita per mantenere alta la tradizione e rinnovare. No, ti senti sostenuto dalle istituzioni, dal sistema produttivo in questo? Perché c'è la percezione che anche nelle scelte di sviluppo, no, per un posto come l'Italia, queste siano le vere linee di sviluppo, la possibilità di essere centrali nel mondo per cose del genere, senza inseguire necessariamente altre linee. Quanto voi, lo chiedo a te e poi lo richiederò pure a Gianni, quanto ti senti sostenuto e che cosa si potrebbe fare di più? Adesso siamo di fronte, no? Sappiamo tutti che andiamo verso questo progetto, la New Generation EU, rispetto a fondi molto importanti, si parla in maniera anche magniloquente della transizione ecologica, del cambiamento di economia, eccetera. Che vi aspettate? Che pensate si possa fare, disponendo anche in questo momento di una quota di investimenti per aiutare e per mantenere queste specificità? Rodolfo, noi siamo i figli degli emigranti. Se l'Italia è rimasta in piedi è stato per il coraggio dei nostri nonni, dei nostri bisnonni, che hanno preso una valigia di cartone, l'hanno legata con lo spago e si sono imbarcati a cercare fortuna. Sono loro che hanno rimandato un po' di soldi in patria e hanno contribuito a rimanere, a tenere questa nazione in piedi. Io francamente mi sento orgoglioso di essere italiano, felice di fare il macellaio a Panzano in Chianti, e quanto al sostegno, Rodolfo, cerco di essere molto realista. Rimbocchiamoci le mani, diamo del nostro meglio e come sempre, dando il nostro meglio, saremo i migliori, avremo i migliori prodotti. Creiamo il sogno e cerchiamo di sviluppare questo sogno di venire in Italia a star bene. Noi siamo invidiati all'estero anche da quelli che sono molto più ricchi di noi. Quanto alle istituzioni, siamo abituati. E qui mi fermo in un momento. Io lo sapevo che mi rispondevi così, te l'ho chiesto apposta. In un momento in cui tutti siano arrabbiati e cercano che chissà cosa cercano. Ti ricordi come diceva un vecchio adagio: aiutati che Dio ti aiuta. Capito? Nell'aiuto di Dio ci spero, nell'aiuto delle istituzioni ci spero anche in quelle, ma con qualche dubbio in più. Invece fammi sentire da Gianni, che è un po' più politico di te, c'ha i consorzi, c'hanno le cose, sono più attenti a queste dimensioni. Gianni, che orizzonti si aprono in questa dimensione, prima di tutto del consolidare il rapporto tra un'idea anche, pensiamo alle iniziative del bere consapevole, che naturalmente è tipico del bere buono, perché è quasi indissolubile e indissociabile. E che pensi queste transizioni verso nuove attività, nuove forme della produzione e della distribuzione potranno dare al vostro mondo?
Allora, guarda, Rodolfo, in Toscana si vive una dicotomia molto netta. Se vogliamo parlare della capacità che ha questo territorio di riconoscere il valore delle piccole aziende, degli artigiani, come ha detto giustamente Dario, perché io mi considero un artigiano, cioè fondamentalmente io perseguo gli stessi valori e gli stessi scopi che lui ha appena definito, cioè io cerco la conoscenza e cerco di migliorare sempre di più il mio prodotto senza seguire una logica economica, cioè una logica di remunerazione, perché facendo l'agricoltore i soldi non si faranno mai. In realtà la grande soddisfazione è quando si apre una buona bottiglia di vino e si dice caspita, questo vino è veramente molto buono, allora vuol dire che io ho lavorato bene. Questo è il mantra che è alla base delle nostre attività. Il nostro consorzio, il Consorzio del Chianti Classico, che è un consorzio antichissimo e di cui tu conosci la storia, nel senso che il marchio Chianti Classico, il marchio Gallo Nero, nasce nel 1716. Mi stava venendo in mente un'altra data, il 1787, che ha per me un altro tipo di valore. E quindi io ho fatto per tanti anni il consigliere di amministrazione di quel consorzio del Chianti Classico e c'è sempre stata una grandissima attenzione alle piccole aziende, cioè alla logica dell'azienda che è espressione del territorio, cioè dell'artigiano, l'agricoltore, il coltivatore diretto, che tutti i giorni si sveglia per fare del buon vino, d'accordo? Chiaramente questa, perché ti parlo di dicotomia? Perché questa chiaramente si contrappone invece a un atteggiamento che oggi le amministrazioni pubbliche stanno avendo di concentrazione, no? Oggi si sente parlare sempre le aziende devono essere concentrate perché devono essere più grandi, perché se no non riescono ad sostenere il mercato, perché c'è la concorrenza, la globalizzazione. E questo secondo me è l'atteggiamento peggiore che ci possa essere, perché la forza di questo territorio, come diceva Dario, è stata proprio quella di riuscire a puntare sull'essere, non dico piccoli, ma sulla tradizione, cioè sul portare avanti una certa tipologia di attività che era quella tradizionale. Pensare praticamente di dover fare dell'associazionismo esagerato dove bisogna mettere insieme 30-40 aziende perché se no non si hanno i numeri per poter combattere col mercato. Ecco, secondo me questo è fondamentalmente sbagliato ed è un errore politico che in qualche modo le nostre chi ci governa in questo momento sta correndo il rischio di commettere questo errore. Noi si spera che invece perché vedi Rodolfo, questa pandemia ha dimostrato come giustamente tu hai detto il ritorno da parte degli italiani in particolare a quelle che erano la volontà di farsi il cibo da soli, cioè un ritorno in qualche modo a una corretta dimensione che ha negato di fatto il principio della globalizzazione, cioè gli italiani durante la pandemia si sono ricordati di essere italiani, di essere romagnoli, di essere napoletani, di essere altoatesini, cioè cercando in quello che erano le loro abitudini. C'è stato un consumo enorme di vino perché il vino è aggregazione e quando tu sei costretto a rimanere chiuso in casa finisci con avere necessità di trovare dei momenti aggreganti. Tu sai perfettamente che la vita di oggi è talmente frenetica che ci porta spesso a stare in casa con i nostri cari ma non vederli, cioè perché non riusciamo nemmeno a fermarci un attimo per parlare. Bene, questa pandemia attraverso il cibo e attraverso il vino ha permesso alle persone di ritrovarsi nella stessa casa dove già vivevano ma dove non si trovavano, e questa è una cosa secondo me importantissima. Poi tu hai detto 3 frasi prima di introduzione, io ci aggiungerei anche una quarta frase che è quella che a me e a te ha segnato molto quando eravamo ragazzi, che è quella di Feuerbach, che dice che l'uomo è ciò che mangia. Noi siamo quello che mangiamo.
e quello che mangiamo ci rappresenta proprio il nostro spirito. Ritengo che gli italiani abbiano una marcia in più rispetto al resto del mondo proprio perché sanno mangiare, sanno bere, sanno apprezzare il piacere del desco, dello stare insieme intorno ad un bel pezzo di carne di Dario o attraverso o vicino a un bicchiere di vino rosso del Chianti Classico. Questo secondo me è assolutamente una delle forze più importanti che noi dobbiamo utilizzare. Sì, grazie Gianni. Ti prendo proprio spunto dalle ultime cose che hai detto. Gli italiani sanno mangiare, ma quando vengono da voi, in che modo voi avete l'impressione che pensano alla loro salute? No, cioè è chiaro che l'evidenza, no, dell'idea, peraltro può essere tranquillamente sbagliata come impostazione superficiale, no? L'idea di porsi davanti al vino, alla carne, a una macelleria importante, una gastronomia, macelleria, eccetera, può portare a dire questa è la fase della infrazione che io faccia a una regola che invece penso debba essere diversa. Invece sappiamo ed è noto che soprattutto se è gestito il tema delle quantità, no? Che è uno dei temi che può essere critico da questo punto di vista, che non esiste il cibo che fa bene e il cibo che fa male, ma esiste un'armonia nella costituzione di una dieta e la possibilità quindi di comprendere e di avere una misura quantitativa di quello che si assume. Secondo voi le persone, non dalla vostra percezione, le persone che vengono in macelleria o in enoteca, come si pongono di fronte a questo problema? Vale a dire, quando vi ordinano una cosa, quando vi chiedono un consiglio, pensano alla salute? Chi risponde? Vai Dario, vai tu. Vai Dario. Allora, intanto le persone che vengono da noi hanno già fatto una scelta. Hanno fatto la scelta di fare un cammino, spesso, proprio per venire fisicamente, come quasi sempre succede, e la scelta è quella di cercare buona qualità. Il cercare buona qualità nel cibo è già una scelta cosciente, non è il prendere un carrello, entrare in uno supermercato e essere attratti, riempirlo con tutto quello che si può riempire, perché hanno davanti dei testimoni, cioè io ci metto la faccia, Gianni ci mette la faccia, il supermercato ci mette lo scaffale, è completamente differente come approccio, ma io credo che dipende molto non solo dalle persone che entrano e che ci cercano, ma dipende molto anche da noi. Il più vecchio detto della medicina della scuola di Salerno era che il nutrimentum deve essere anche medicamento, cioè non mangiare deve essere la nostra medicina, per cui è compito anche nostro, soprattutto in un mondo in cui il cuoco o il cibo può essere presentato più per il gusto del palato che per la salute, cioè la storia della moneta cattiva che scaccia sempre la moneta buona, è compito nostro servire qualità intesa non solo come gusto, come nel caso mio allevamento, macellazione, maturazione, ma soprattutto intesa anche come salute, cioè fornire cose sane, fornire cose genuine intese come di buona salute non solo per il gusto ma anche per lo stomaco è fondamentale. Quando le persone si fermano nel mio ristorante, perché insieme alla macelleria c'è anche un ristorante, e mi fanno i complimenti per il pranzo o per la cena, io cerco sempre di dirgli sarà buono anche per il vostro stomaco, vedrete che l'altro complimento sarà una corretta digestione, un cibo che non deve essere appesantito per esaltare ancora di più il gusto, ma è la ricerca dell'equilibrio, com'è nell'equilibrio dell'alimentazione il mangiare un po' di tutto e il mangiare con
con la giusta quantità, ma soprattutto con la grande qualità. Gianni, dal tuo osservatorio, che è ancora più specifico da questo punto di vista. Sì, vedi Rodolfo, le persone che entrano in azienda da me sono molto consapevoli, perché in genere noi facciamo parte di un percorso enogastronomico che parte da lontano, cioè la maggior parte degli stranieri che vengono in Italia e vengono a visitare il Chianti vengono già consapevoli che il cibo e il bere in Chianti è buono, vuoi perché la dieta mediterranea ormai è conosciuta in tutto il mondo, vuoi anche perché a noi italiani viene riconosciuta questa grande capacità di saper dare il giusto valore al cibo e al vino. E quando mi entrano diciamo, in enoteca e assaggiano, è difficile che io trovo qualcuno che mi dice, sai, ma mi farà bene, perché chi ha qualche malattia, qualche patologia, in genere se entra da me è perché ritiene che il vino lo aiuti a risolvere le sue patologie, non ad aggravarle, d'accordo? Perché quello che fondamentalmente si cerca di far passare come messaggio, anche se ormai, come Dario ha detto, le multinazionali, la globalizzazione in qualche modo vuole demonizzare l'alcol, il vino e il buon cibo sono assolutamente salutari per quello che riguarda anche il benessere mentale, la capacità dello stare bene, di apprezzare le cose belle della vita. Quindi è veramente cioè non mi è mai successo di trovare qualcuno che non so, è arrivato dicendo io ho una patologia, cioè o trovo l'astemio, quello che per scelta o per gusti ha detto io, a me il vino non piace, non lo bevo, però quello in genere non entra in enoteca da me, ma se entra è perché ha accompagnato qualcuno e lo dice subito. Altrimenti invece è soltanto una ricerca di trovare qualità e piacere. Tu poi sai che diciamo, il vino ha degli effetti sul benessere, sul piacere delle persone ad apprezzare il mondo e la vita è elevatissimo, diciamo, senza entrare nell'aspetto tecnico, però diciamo aiuta la serotonina, aiuta la capacità di poter in qualche modo godere della vicinanza delle persone, fa cadere, quando chiaramente consumato in maniera moderata, quei freni inibitori che spesso le persone che non sono meridionali come noi, quando parlo di meridione parlo dell'Italia rispetto al resto del mondo ovviamente, quando arrivano da noi hanno questa capacità di rilassarsi, di completamente di rilasciare tutti i loro freni inibitori, quelli buoni ovviamente, e di cominciare a essere se stessi, si calano una maschera e questo è un elemento fondamentale. In più poi la nostra cultura li porta ad accoglierli in una maniera perfetta, amichevole, si sentono coccolati, quindi veramente per me è difficile immaginare qualcuno che al contrario di come diceva Dario va in un supermercato e comincia a dire ma mi prendo queste patatine perché in qualche modo potrebbero farmi alzare il colesterolo. In realtà quando si viene in Chianti Classico si ha la sensazione di mangiare sempre genuino. Aggiungici poi che Panzano ha una particolarità, è il primo distretto biologico d'Italia, cioè diciamo tutte le aziende di Panzano, le aziende vitivinicole di Panzano oggi producono in maniera certificato biologica, nel senso che noi abbiamo messo a bando pesticidi, erbicidi, anche dal punto di vista generale. Faccio un esempio: l'erba che cresce ai cigli delle strade viene tagliata e non viene usato il diserbante, perché noi ci teniamo che il nostro ambiente, quello che ci dà da mangiare, perché noi campiamo con il diciamo dai frutti che questa terra ci dà, sia preservato in tutte le sue forme. E questo è sicuramente un ulteriore modo di accogliere il nostro viandante con un principio
di salubrezza, diciamo, di rispetto dell'ambiente, che lo porta a essere profondamente tranquillo. Bene, ci dai coscienza e ci dai anche questa idea di come la integrazione tra il cibo e la salute sia un sistema, no? Questo esempio che hai fatto molto interessante, molto bello questo esempio di il diserbante nemmeno al ciglio delle strade, perché io voglio creare un sistema, no? Mo parliamo sempre di cloud, no? Qua stiamo parlando di un cloud delle cose fatte bene e credo che questo sia il fondamento della relazione tra cibo e salute. Noi forse in alcuni casi come italiani nemmeno, non voi che siete dei professionisti, ma insomma gli italiani nemmeno si rendono conto l'enorme distanza che c'è tra questo tipo di cultura nel nostro paese e il resto del mondo, dove veramente la relazione col cibo è una relazione, diciamo, lontanissima dalla sostenibilità, ma perché non c'è dietro tutta la fatica che fanno le persone come voi per garantire questa sostenibilità. Io però mi devo prendere una pausa del tempo che ci vuole, perché io ho qua Cecchini e siccome sono 700 anni che è morto Dante e siccome è stato festeggiato un Dante D con questa parola molto contestata dai dantisti, perché si poteva dire il giorno di Dante si faceva prima, ma insomma è stato festeggiato pochi giorni fa un Dante D. Sappiamo quanto Dante, quella fantastica diciamo enciclopedia della cultura medievale che è anche tra le altre cose la Divina Commedia, abbia parlato di cibo, ma usandolo non solo nei racconti della storia del cibo, della sua epoca, eccetera, ma usando spesso il cibo come metafora, no? Come tante cose. E vorrei che Cecchini ci regalasse qualche minuto per ricordare il padre Dante. Ma sai Rodolfo, ben volentieri, anche se nel sesto canto riguardo a Ciacco dell'Anguillara, il principe dei golosi, Dante diceva: voi cittadini mi chiamaste Ciacco per la dannosa colpa della gola. Come tu vedi alla pioggia mi fiacco, ma io anima trista, non son sola, che tutte queste a simil pena stanno per simil colpa e più non fe parola, no? Per cui non era tenero, era un parco nell'alimentazione, diceva dell'uva, ne parlava meglio, vedi il calor del sol che si fa vino giunto all'umor che dalla vite cola, capito? Parlando del vino. Però ricordiamoci sempre che Dante ci ha insegnato una grande verità. Io dico scherzando che la Divina Commedia è sempre stata forse la più grande presa in giro nella storia della letteratura e nella storia del mondo, perché Dante ci porta nei peccati dell'inferno, nell'espiazione del purgatorio e nelle virtù del paradiso. Ma poi, dopo averci condotto per 100 canti in tutte queste miserie, dubbi e grandezze umane, alla fine con una sola terzina chiude la Divina Commedia, ed è quella terzina che è il succo per me della nostra vita: l'amor che muove il sole e le altre stelle, cioè tutto con l'amore si muove. Il resto uno può diventare il più ricco di cimitero, essere il più famoso del mondo, ma se non c'è quello non c'è nulla. Io adoro Dante perché è un po' la guida della mia vita e la mia anima, perché è come il cibo e il vino, è un nutrimento per l'anima. La cosa che mi piace di più, se proprio ne volete sentire un pezzetto, la cosa che mi piace di più è il quinto canto dell'Inferno, l'amore di Paolo e Francesca, che se volete io ve lo recito anche tutto a mente, ma siccome si andrebbe
fuori orario. Dacci un pezzetto, Ecco, Dario. il pezzetto finale, quando Francesca dice a Dante: nessun maggior dolor che rammentarsi del tempo felice nella miseria, e ciò sa il tuo dottore. Egli racconta come è successo il fattaccio, fra virgolette. Noi leggiavamo un giorno per diletto di lancia all'otto, come amor lo piacque, soli eravamo e senza alcun sospetto. Per più fiate ci condusse quella lettura e scolorocci il viso, ma solo un punto fu quel che ci vinse. Quando leggemmo il disiato riso esser baciato da cotanto amante, questi che mai da me mi fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse, più da quel giorno ne leggemmo avante, mentre che lo spirito questo disse, l'altro piagnea, sì che di pietade io venni men, così come io morisse, e caddi come corpo morto cade. Grazie. Però, Dario, per questa cosa che mi piace molto e che mi rammenta lo spirito toscano. Capisco che sono i 700 anni di Dante, ma Cecco Angiolieri diceva: se fossi fuoco arderei lo mondo, se fossi vento lo tempesterei, se fossi acqua io l'annegherei, se fossi Dio allora saria giocondo. Ecco quello. Gianni Dorsi amava un altro verso di Cecco che diceva: torrei le donne giovani e leggiadre e vecchie laide lascerei altrui. Io lo conosco per questa, per questa peculiarità. Sentite, torniamo a noi. Io da medico, insomma, gestore di servizi sanitari, eccetera, c'ho un pensiero. Ma è possibile che per forza nei posti in cui si viene curati si debba mangiare male? Faccio un esempio, cioè adesso insomma è cambiata molto la relazione con la degenza, spesso si tratta di degenze molto brevi, eccetera, però esistono le degenze lunghe di persone che hanno malattie, ma esiste ormai anche uno stato di presenza in ambienti collettivi per tempi lunghissimi. Pensiamo alle RSA, le residenze per gli anziani, no? Che di fatto finiscono per ospitare per tempi lunghi persone che spesso sono anche in condizioni discrete e quindi capaci di poter apprezzare il cibo e di poterne vivere anche come emozione nella loro giornata. Secondo voi è fatale che non si possa mangiare o bere bene nei contesti sanitari, oppure esiste una possibilità che sia naturalmente sostenibile dal punto di vista economico, ma che comunque possa portare delle innovazioni? A me mi è venuto in mente il come l'ha chiamato Dario, il pacco della speranza, di conforto, il pacco di questo conforto può arrivare fino al posto dove la gente viene curata, secondo voi? Che Gianni dici, Dario? Sì, Gianni, vai Gianni. Sì, guarda, è un fatto esclusivamente culturale, perché ti dico subito, è possibile, è assolutamente possibile, cioè non necessariamente in corsia o in ospedale non può arrivare del buon vino, anche economico, certamente non vini invecchiati, ma un buon vino. È una questione culturale, secondo me. Si pensa che al malato il mangiare e il bere bene non gli sia di giovamento, invece non è vero, assolutamente, perché si possono usare dei cibi semplici, però genuini, buoni, che diano soddisfazione al palato, sia dal punto di vista, se parliamo di cibo, che di vino, che sicuramente gioverebbero al malato, molto di più di tantissimi altri farmaci o anche atteggiamenti. Ma questo,
se tu fai un esempio, un caso particolare, tu Rodolfo sei napoletano, sai che in passato, specialmente negli ospedali, c'era ampia possibilità da parte delle famiglie di poter venire a trovare diciamo, i degenti. E che cosa portavano le famiglie ai loro degenti? Non portavano libri, non portavano giochi, ma fondamentalmente portavano roba da mangiare, quella stessa roba che loro avevano a casa, perché quando il malato in qualche modo ritrova le cose che mangia ogni giorno, in qualche modo allontana la paura della malattia, la sua condizione di paziente, di malato. Io ritengo che sia un fatto possibile, però deve essere fondamentalmente entrare nella testa di chi gli ospedali li gestisce sostanzialmente. Dario, ma come possiamo farlo secondo te non spendendo tanto? Perché sappiamo che la qualità ha un costo, no? È evidente, è assoluto questo dato. Come possiamo fare, visto che siamo sempre in difficoltà, a poter garantire? Ecco, se io dovessi fare domani una gara per il mio cibo, ti mettessi nella commissione di gara, no? Che cercheresti di guardare tu nell'offerta che ci fa il nostro possibile fornitore? Allora, innanzitutto bisognerebbe ritornare, come citavo poc'anzi, alla scuola salernitana medica, l'inizio, cioè che il cibo, il mangiare e bere fanno parte della cura. Cioè, ormai è tutto a settori, non viene visto più l'individuo, purtroppo, ma viene visto il fegato, se uno ha un problema con il fegato, e viene visto uno stiramento se uno ha un problema con un'artrosi. Ma se si comincia a dire di vedere la persona per l'intero e di dire di avere un benessere, come citavi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, per cui una nazione viene valutata per come gli individui stanno bene psicicamente, fisicamente, anche come sono in salute. Pensare che il cibo fa parte della cura e che quindi non è la necessità di nutrirsi, ma è il bisogno di curarsi per l'intero. E poi cominciare a pensare che chiaramente negli ospedali al momento viene accettata l'offerta più bassa, quella più economica, che la qualità non è solo in un filetto, ma se un animale, io faccio la metafora, in questo caso l'animale è la metafora, se l'animale è allevato bene, la qualità è anche nella testa, nella trippa, nelle zampe, nella pancia. Cioè si può trovare cibo buono a prezzi molto buoni. Il cibo, cercare buona qualità e buon prezzo non è un assurdo, assolutamente. Ho un amico fiorentino che è un professore universitario a San Paolo del Brasile e si occupa di alimentazione. Una ditta molto grande che fornisce cibo a basso costo ha detto: abbiamo una fascia di popolazione molto molto povera che si possono permettere di spendere pochissimi soldi, ma ci puoi aiutare a migliorare la qualità di quello che gli diamo da mangiare? Fanno consegna a domicilio e cose del genere che ora vanno tanto di moda. E lui ha fatto una ricerca, per esempio sul riso, ha trovato un ottimo riso biologico che gli hanno dato a un prezzo molto molto basso, perché lui si è accontentato dei chicchi spezzati. Dice hanno un residuo di lavorazione, fra virgolette, che ha la stessa qualità un po' come la mela, che deve essere bella, non deve avere un difetto, ecco, che ha la stessa qualità del riso che vendono a alto prezzo, ma che non si presenta bene. Ecco, cominciare a pensare quanti nostri prodotti, io penso per esempio alle eccedenze alimentari,
alla flessibilità che ci potrebbe essere con la frutta, la verdura. Pensate allo sviluppo che hanno avuto in questo periodo i banchi alimentari, no? Quelli che recuperano quello che... Ecco, come si fa a gestire meglio il cibo? Questo dovrebbe essere la domanda. È chiaro che se si affida direttamente a quanto costa di più avere un olio buono che avere un olio di cattiva qualità, come si può recuperare quell'euro di differenza, perché poi si tratta di prezzi molto bassi, no? È l'assurdo del ristorante, Rodolfo. Un ristorante è l'unico valore, l'unica variabilità che puoi avere è nell'acquisto della qualità, perché poi l'affitto è quello, le tasse sono quelle, le paghe per i dipendenti sono quelli. Se si incomincia a ragionare in un altro modo, non è detto che si faccia subito, ma sicuramente con tutta l'eccellenza di prodotti che abbiamo si troverà una buona strada e un buon equilibrio fra qualità e prezzo. Lo chiederemo anche a Gina, ai nostri ospiti, di stressare questa cosa e di vedere come si possono creare veramente dei consensi su questo, perché penso che una di queste forme della trasformazione che ci attende deve essere anche questa. Io vi do 2 minuti a testa, a Dario per darci una ricetta delle sue e a Gianni per appiccicarci vicino un bel bicchiere di vino. Vai Dario. Brasato al midollo, stinco di manzo dalla parte della coscia, disossato quando si parla di buon prezzo e buona qualità. Non un filetto, ma un muscolo. Stinco di manzo, disossato, un po' di sale marino delle nostre coste, poco perché meno si sale meglio si sta, rosmarino fresco che si trova in abbondanza, che ha la fortuna di essere in campagna, non costa niente coglierlo, profumatissimo, una leggera spolverata di pepe e il midollo dell'osso messo all'interno, legato, messo incoperchiato in forno con un paio di chili di scalogni o di cipolle bianche spaccate in 4, un mezzo bicchiere d'olio extravergine di oliva, incoperchiato senza più fargli nulla e cotto per 3 ore in forno a un 180 gradi di temperatura con il coperchio. La carne prende tutti i profumi di dolcezza, si insaporisce. Se volete alla fine potete dare anche una spruzzata di vin santo come benedizione e vi godete il piatto delle feste. Non è il filetto, ma è altrettanto buono che il filetto. È il macellaio che vi spiega come cucinare tutto bene, dal naso alla coda. Gianni, che beviamo? Ma guarda, sulla ricetta di Dario io ci vedrei perfettamente un Chianti classico base, perché è un Chianti classico base che è un Chianti giovane, se vogliamo, in genere esce dopo 2 anni, ha una bella parte tannica, quella leggera ruvidezza e in particolare quella buona acidità del Sangiovese, che ben si sposa con la parte grassa del midollo del brasato e che esalta sostanzialmente tutti i sapori della carne, perché quando il Chianti classico è giovane ha questa grande capacità, quella di permettere al palato e alle papille gustative della lingua di percepire tutti i sapori grassi senza per questo avere quella noiosa sensazione di oleoso, di grassezza che in qualche modo ti impedisce di apprezzare tutte le sfumature che un brasato riesce ad esprimere, specialmente quello che ha proposto Dario. Va bene, mi avete messo abbastanza in crisi per far sì che qualsiasi cosa mangerò stasera sarà tristissima rispetto a queste bellissime prospettive. Io vi ringrazio molto perché è stata una conversazione prima di tutto piacevole e interessante, spero anche per chi ci ha sentito. Io nel ringraziarvi e nel ringraziare gli organizzatori termino ricordandovi che il prossimo appuntamento di questa bella serie è mercoledì 14 aprile. Si parlerà di aria nuova in cucina per una tavola tutta da respirare. Quanto mai in questi tempi è importante respirare.
ci saranno Giuseppe D'Aquino, il chirurgo toracico Silvestre, e della Cantina Masi ci sarà Sandro Boscaini. Si torna a parlare di nutrizione e salute e in particolare della correlazione tra alimentazione e respirazione. Buona serata e buona cena a tutti. Buona cena a tutti. Buonasera.